È un veneto, il trevigiano Roberto Graziotto, portacolori dell'Atletica San Biagio di San Biagio di Caglialta, il primo italiano nonno nella classifica generale assoluta della maratona di 42 km, a classificarsi così alla 39esima edizione della Wizz Air Venice Marathon, in un'edizione dominata sportivamente sia in campo maschile che in quello femminile dall'Etiopia, sul gradino più alto del podio, per la regina della maratona. Tra le donne la migliore italiana è Claudia Andrighettoni, ottava assoluta, un'edizione di grande successo con il record assoluto di partecipanti 20.500 e atleti ai via, tra i quali nella 21 km anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che domenica sarà a New York per la maratona. Le voci raccolte all'arrivo a Venezia in riva a Sette Martiri. Sì, una grande soddisfazione. Oggi è stata veramente dura, come temperatura oggi era veramente ideale per correre. Purtroppo speravo di riuscire a portarla a casa con almeno un paio di minuti in meno, quello era l'obiettivo. Passato alla mesa giusto, come da programma, però poi è stata dura. Ho fatto il personale e insomma farlo a Venezia, ciao, farlo a Venezia è qualcosa di straordinario, insomma. Edizione record questa anche per quanto riguarda la partecipazione di pubblico, già aperte le iscrizioni per la 40esima maratona di Venezia, compleanno speciale il 25 ottobre 2026. Stancherò mai di emozionarmi per questa incredibile alchimia che si crea tra organizzatori, runners, spettatori. Forse sarà questa magica città. Devo dire veramente un applauso a tutti, soprattutto ai volontari e naturalmente ai partecipanti.